Spiaggia per non fumatori, e questo è l'argomento di oggi nella rubrica 3 minuti per la tua salute, curata dal dottor Paolo Madeschi. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione ideata da Videosan che porta all'attenzione i problemi che riguardano la salute del nostro territorio e non oltre. Oggi abbiamo il piacere di riavere, l'abbiamo avuto l'anno scorso per un'iniziativa interessante, il nostro mitico Emiliano, che è mitico perché è un infermiere della sala operatoria da me, ma quello che è importante è qui per un'iniziativa che ritengo molto bella e che è stata sperimentata l'anno scorso. Allora, l'anno scorso cosa avete fatto voi nel camping Unione Lido? Allora, l'anno scorso nello spazio riservato agli ombrelloni e sdraio abbiamo provato a dividere la zona in due settori, quello per i fumatori e quello per i non fumatori. L'idea è stata ben accolta soprattutto dalle famiglie e dei bambini delle famiglie, giustamente, in quanto non dovevano sopportare, perché proprio si sopporta chi fuma. Uno viene in vacanza per stare all'aria aperta, respirare l'aria del nostro litorale e invece doveva respirare il fumo degli altri. Questa idea è stata ben accetta sia dagli italiani che anche dagli stranieri, ho visto. Voi avete più stranieri forse che italiani? Sì, nel nostro campeggio di 12.500 persone penso che un buon 50% siano tedeschi, un 30% italiani e il resto olandesi, esatto. E sarà un'esperienza sicuramente da ripetere quest'anno. Ecco, quindi voi mi avete detto, avete deciso che la rimetterete in gioco anche quest'anno. Sì. Quindi sostanzialmente non ci sono stati inconvenienti, proteste? Qualche diatriba c'è stata, forse nel caso in cui qualcuno non conosceva esattamente qual era il settore fumatori e non fumatori e abbiamo dovuto garbatamente spostarlo di posto, ma niente di che, insomma. Non aveva forza, si è detto e si è fatto. Sostanzialmente credo che sia andata a finire, un po' come nei ristoranti, che all'inizio sembrava una roba quella di vietare il fumo, poi esatto. È stata accettata da tutti. Molto, molto, e soprattutto per il fatto, anche per i miei collaboratori, che non dovevano tutte le sere passare con la rettina in mezzo agli ombrelloni a raccogliere mozziconi. Ecco, c'è anche questo fatto che si mantiene pulita. Certo. Non ci sono i mozziconi che a volte noi sappiamo ci possono essere anche ustioni, perché evidentemente appena buttato si... Certo, perché no? Possiamo dire che è una cosa quindi che si spera che venga preso anche da altri campeggi? Sì, di sicuro l'Unione Lido è il campeggio... Voi siete il più grosso. Il più grosso, o tra i più grossi, se vogliamo dire. Ed è un campeggio che dopo porta avanti le prime iniziative e gli altri campeggi... Gli altri devono un po' seguirle, perché chiaramente se si sparge la voce... Esattamente. Eccetera. Bene, quindi ringraziamo Emiliano di questa iniziativa che porteremo avanti anche noi sui nostri siti internet e su YouTube, dove va la nostra trasmissione, in maniera che non solo qui da noi, ma anche in altre zone, altri campeggi possono portare avanti questa iniziativa. Bene. Certo. Ci rivedremo magari il prossimo anno con i commenti. Grazie. Arrivederci alla settimana prossima. Grazie.